Manca ancora il nulla osta del pubblico ministero Giorgio Milillo, ma iniziano a delinearsi i contorni delle modalità per l'ultimo saluto ad Alessandro Venieri, il 35enne di Gemona ucciso e fatto a pezzi. L'omicidio è stato confessato dalla mamma Lorena Venier, che ha raccontato ai magistrati di aver agito su impulso della nuora Meilin Castro e che insieme avrebbero messo in atto il piano, compreso l'occultamento del cadavere. Intanto non ci sono conferme sul fatto che il funerale non sia stato ancora fissato per mancanza di contatti tra Lorena Veniere e il sindaco di Gemona Roberto Revelant, interpellata la difesa, nella persona dell'avvocato Emanuele Sergo, che insieme a Giovanni Denardo tutela la donna, arriva infatti una smentita sulle voci circolate in tal senso. L'unica ragione per cui non sono stati fatti i funerali, riferisce Sergo, è per mancanza del nulla osta. Tuttavia, a dover decidere con quale rito celebrare le esequie potrebbe essere proprio la donna che ha ucciso il figlio. Secondo quanto si apprende, quando la salma verrà dissequestrata si potrebbe procedere con un rito civile, ma non è detto che sarà Lorena a disporlo. Sul fronte delle indagini, lunedì sono stati fatti ulteriori approfondimenti dopo i primi risultati dell'autopsia eseguita dal medico legale incaricato dalla procura Francesca Sinopoli, approfondimenti i cui esiti la difesa di Lorena Veniera ha definito interessanti. Avrebbero riguardato i tagli con cui è stato sezionato il corpo in 3 parti. Sarebbe stata accertata la compatibilità con gli utensili di cui si è parlato finora: coltello, seghetto e macete. Rimangono in sospeso i risultati degli esami tossicologici e va chiarita la diversità di vedute sulla causa della morte per arresto cardiaco. Lorena accusa Meilin di aver strangolato il compagno con 2 lacci di scarpe. Il medico legale avrebbe accertato lo strangolamento, ma i consulenti di parte non sarebbero d'accordo per mancanza di segni evidenti sul collo.